Quanta paura per l'Akragas, che subisce il vantaggio ospite su calcio di punizione, poi rimane in inferiorità numerica per l'espulsione di Baio ed in pieno recupero riesce a raddrizzare il risultato con Licata, anch'esso sempre su calcio di punizione. In campo si sono confrontate due squadre solide ma anche molto affaticate dal forte carico di lavoro svolto nelle ultime settimane. Al primo tiro in porta la compagine folgorita passa con un beffardo calcio dal limite di Elemauri che centra l'angolo alto di Compagno. Il meritato pari arriva con lo specialista Licata che centra la porta avversaria con un tiro a girare la barriera. Ma vediamo di riavvolgere il nastro della gara che non ha vissuto dei buoni ritmi partita. Inizio promettente per i padroni di casa che presentano alcuni nuovi ed ultimi arrivi come l'argentino Spinelle, un vero lottatore di centrocampo che ha destato un'ottima impressione, mentre sono tutti da rivedere in altra occasione Budales ed un paio di giovani come Baio e Maniscalco. Per vedere il primo tiro in porta dell'Akragas si deve attendere il 27esimo del primo tempo, con un tiro fuori misura calciato proprio da Budales, seguito a ruota un minuto più tardi da Cerra. Al 31esimo Sicurella va in rete, ma prontamente il guardalinee aveva alzato la bandierina per sospetto fuorigioco dello stesso. 5 minuti più tardi l'Akragantino di Salvo mira male e manda fuori da buona posizione. Al 50esimo Maniscalco, entrato ad inizio ripresa, manca clamorosamente sotto porta di testa la rete del vantaggio. Ma la beffa è dietro l'angolo e nel migliore momento di pressione dell'Akragas la Folgore su punizione trova la rete del vantaggio con El Marwi, un vero cecchino che aggira la barriera con un colpo ad effetto. L'Akragas soffre, rischia di subire il bis di corso, ma il portiere Compagno salva. Poi la compagine dei Templi rimane in inferiorità numerica per l'espulsione di Baio. La gara si complica, ma in pieno recupero Licata riesce a togliere le castagne dal fuoco con un tiro ad effetto su calcio di punizione che supera il portiere Ilario. Domenica prossima l'Akragas sarà ospite dello scoppiettante Sangataldese al Valentino Mazzola, che nel frattempo ha superato il Marsala dei ragazzini per 0-8. Questi gli altri risultati della giornata. Cus Palermo, Misilmeri 2-2. Come abbiamo detto poc'anzi, Marsala Sangataldese 0-8, Marineo Nissa 0-1, Mazzara Canicattì 2-0. Subito in vetta Mazzara, Sangataldese e Nissa. Ma noi siamo venuti qui ad Agrigento sapendo e consapevoli di trovare una squadra allestita per vincere il campionato, quindi è una bella squadra, forse l'emozione della prima partita, la troppa voglia di voler vincere, segnare a tutti i costi, oppure anche la sottovalutare un po' la squadra della Folgore, quindi questo è stato forse un po' il difetto dell'Akragas, però noi abbiamo fatto la nostra partita, ci siamo venuti qua consapevoli che non potevamo competere a livello atletico con l'Akragas perché noi da 10 giorni, 7 giorni che 7 allenamenti abbiamo fatto, ho fatto le cose necessarie per venire a giocare ad Agrigento e quindi l'Akragas sotto l'aspetto del sviluppo di corse eccetera è molto avanti rispetto a noi, però fondamentalmente noi abbiamo creato un paio di occasioni importanti, abbiamo trattenuto il campo fino all'ultimo, purtroppo anche quel calcio di punizione al 90esimo ci ha fatto pareggiare la partita, però se noi vincevamo oggi credo, almeno non avremmo rubato nulla, ecco, quindi su questo credo che anche i tifosi se ne sono accorti. Allora, sul fattore poche emozioni sì, ma era prevedibile perché comunque dopo un lungo stop così è normale che le squadre siano un tantino bloccate, no? Dal punto di vista fisico, quindi poi alla fine la differenza magari non la puoi vedere in queste partite. È ovvio però che probabilmente ci si aspettava qualcosa in più da parte nostra, ma sotto l'aspetto agonistico, perché comunque sia quello che dovrebbe fare una squadra come l'Akragas è oltre a provare a giocare a calcio in qualche maniera, fare gol giocando, essendo belli, però occorre anche essere brutti e cattivi. Senza quello purtroppo diventa difficile contro tutte le squadre che affronti.
però onore comunque alla Folgore che comunque sì ha fatto una partita agonisticamente perfetta, perché comunque erano tutti dietro la linea della palla, abbiamo scaricato i dati e voglio dire, cioè abbiamo subito 2 tiri in porta e quasi erano 2 gol. Noi abbiamo, vero è che non abbiamo fatto tantissime conclusioni, però se andiamo ad analizzare quante volte abbiamo messo i palloni in aria, però non abbiamo fatto male poi alla fine, quindi fondamentalmente il risultato potrebbe essere anche giusto, però siccome non mi accontento mai voglio sempre che si cresca sotto tutti i punti di vista.